Piave è costellato da queste buche, da questi vortici che noi chiamiamo sghirli, che ti trascinano a fondo, per cui la raccomandazione che faccio a tutti, che chi frequenta il Piave deve stare ben attento a dove fa il bagno, perché ci sono questi punti che possono essere letali. Un appello che non vale solo per il vortice del Piave a Pederoba, ma lungo tutto il suo percorso fino al mare, perché solo chi conosce bene ogni singolo luogo sa di che pericolo si tratta. Non a caso Mario Gerlin, l'uomo che ha salvato una delle due bambine, si è tuffato conscio del rischio che stava correndo. Sono andato sotto, sul fondo, ho preso il lancio, mi sono buttato su, ho fatto un bel respiro di ossigeno, ho preso la bambina, aggrappati al collo e la metà Piave e l'ho portata fuori. Bisogna sapere il Piave. Ragazzi, non le faccio. Comunque l'ho tirata fuori. Era già partita la bambina, era già mezzo metro sotto. Era già sotto acqua mezzo metro. L'ho tirata fuori piano, l'ho tirata fuori. Dopo mi mancava le forze, dopo non ce la facevo più. Non ha avuto paura? No, subito no, dopo sì. Chi non si aspettava questa insidia erano i due papà delle bambine, con il superstite che ieri guardava disperato la salma dell'amico Mossen Lamouchi, 55 anni, composta dai soccorritori sui ciottoli del Piave, dopo essere stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Pensavo uno scherzo, perché non pensavo che c'è l'acqua lì fonda, capito? Ho visto che loro sono in difficoltà e mi sono buttato io. Io so nuotare, ma quando abbiamo salvato le ragazze lui si è buttato lo stesso, ma non ce l'ha fatta. È fondo, ma non riesci, anche se tu nuoti, ti trovi sempre a zero, mi capisci? Non puoi andare su. È difficile. Perché ti porta sotto? Sì, ti porta sotto, non ce la fai. Guarda, io nato al mare, capito? So nuotare come... Però non ce la fai. È stato un miracolo che hai tirato tutti e due ragazzi. Lui... Il bastone l'avete tirato fuori? C'è uno col bastone, sì. E tu invece tua figlia? Io vado giù e li butto su. Butto su fino a che siamo riusciti così a andare addosso tutti e due. Perché nuotare non ce la fa. Mi sono buttato così per respirare un po', se no non ce la fai. Hai avuto paura? Paura? La morte non ho paura. Ragazzi, là un punto nero lì. Bisogna trovare una soluzione perché può capitare anche agli altri. È difficile, non ce la fai. Ti trovi sempre a zero. Tu noti, però ti trovi sempre a zero. Deve essere uno furbo che ti butti sopra per respirare, se no sei morto.